Come tradizione pasquale, oggi prepariamo i ripieni con le bietole. Facciamo sciogliere nell'acqua tiepida il lievito e un cucchiaino di miele. In un'altra ciotola mettiamo tutti gli altri ingredienti che troverete scritti alla fine del video e sotto in descrizione. Impastiamo per 8-10 minuti fino ad ottenere un impasto liscio e compatto. Chiudiamo e lasciamo lievitare per circa 2 ore, fino al raddoppio. In un'altra ciotola mettiamo tutti gli ingredienti per il ripieno. Abbondante olio d'oliva e mescoliamo. Passiamo su un piano da lavoro e con un po' di farina facciamo un filoncino. Tagliamo 6 pezzi da 150 grammi e facciamo delle palline. Li copriamo e lasciamo riposare 10-15 minuti. Stendiamo un po' d'olio nella teglia dove metteremo i ripieni. Con un po' di farina stendiamo con un mattarello e aggiungiamo il ripieno. Pressiamo e chiudiamo i bordi. Spennelliamo con un po' d'olio e bucherelliamo con una forchetta. Inforniamo in forno già caldo a 200-220 gradi per circa 30 minuti. E come tradizione a Pasqua non possono mancare. Prova questa ricetta e facci sapere se ti è piaciuta.